Ed eccoci nel consueto spazio dello SPCGL. Questa volta, ne abbiamo già fatto, ma lo facciamo in modo molto più approfondito, abbiamo il collegamento con Mayla Nuccilli della redazione di Roma di Liberetà, della rivista Liberetà dello SPCGL. Ben arrivata qui con noi, Mayla. Buonasera a tutte le telespettatrici e telespettatori, buonasera a te Elena, ben rivista. Bene, e riparliamo quindi di Liberetà, ci fa particolarmente piacere perché, giusto dirlo, insomma c'è anche l'aspetto umano che conta molto. Mayla Nuccilli è stata per molti anni nell'ufficio stampa veneto dello SPCGL, adesso ha fatto il balzo verso Roma e si occupa invece per il momento di Liberetà, poi work in progress, vedremo. Comunque adesso è importante, abbiamo un riferimento proprio in loco, quindi saremo costantemente aggiornati, io direi mensilmente, facciamo un appuntamento magari mensile per i nostri telespettatori sulla rivista e quindi grazie di dedicarci del tempo e di aggiornarci. Grazie a voi e grazie anche allo SPI del Veneto, insomma, che ha fatto questa scelta. L'abbiamo già fatta infatti anche quando ero io qui, però insomma adesso c'è, come dicevi tu, un punto su Roma, ecco, quindi proprio direttamente dalla redazione. Infatti io sono collegata proprio qui dalla redazione di Roma. E allora ci saranno, voglio sperare che così ci siano anche degli spunti che riguarderanno la realtà del nord-est dei pensionati, visto che sappiamo che ci sono tante situazioni diversificate a livello nazionale per quel che riguarda proprio le persone anziane, per le case di riposo, per tante problematiche, no? Chiaramente il respiro della nostra rivista è nazionale, però diamo molto spazio, cerchiamo di dare molto spazio a tutte le regioni e anche al Veneto, al nostro Veneto, diciamo, perché è una delle regioni in cui c'è un gran fervore, insomma, come sindacato dei pensionati. Su Liberetà cosa trovate? Trovate tutta una serie di approfondimenti. È una rivista, questo è un po' lo slogan che abbiamo da sempre, una rivista dove le generazioni si incontrano, come vedete appunto adesso nella prima slide, perché Liberetà non è solamente il giornale dei pensionati e delle pensionate, ma si rivolge alle famiglie, quindi a tutte le fasce di età, perché parla con un linguaggio molto chiaro, molto semplice, senza semplificare, però di tematiche che spaziano dal mondo del lavoro, dal mondo dei consumi, del risparmio, alle pensioni ovviamente, ma cerchiamo di approfondire però riportando le notizie in maniera appunto trasparente e semplice, perché dobbiamo renderle comprensibili sia al ragazzo ventenne, alle nuove generazioni, insomma, che all'ottantenne o all'ottantenne che ci legge ogni mese e che con noi vuole capire quello che è il suo mondo, le cose che gli interessano. Come sapete, insomma, Liberetà è una rivista che ha 96 pagine, quindi ogni mese dedichiamo... Bella corposa. C'è una seconda slide, se volete, che abbiamo preparato che racconta un po' del nostro giornale. È mensile, come dicevi tu, ed arriviamo a circa 130.000 famiglie in tutta Italia. Abbiamo appunto tutta una serie di argomenti per cui se cerchiamo informazioni, per esempio sulla situazione, ai noi ancora attuale, della pandemia del Covid, sono ormai molti mesi, moltissimi da quando è iniziata la pandemia, che dedichiamo una parte del giornale a questo tema. E se cerchiamo un qualcosa, se cerchiamo delle notizie sulla parte del welfare, della previdenza, appunto, c'è sempre... Vediamo la slide successiva, infatti, che ti supporta quello che dici, che così... Sì, scusami, devo richiamare le slide, è vero, sì, facciamo la terza. Eccola qua. Eccolo qua, infatti, vedete appunto informazioni sull'attualità politica, di servizio sul lavoro, consumi, risparmio, perché è una cosa molto importante, visto che anche in Veneto, per esempio, le pensioni abbiamo sempre visto che sono molto basse e penalizzano soprattutto le donne. Le pensioni, tutto quello che incide sulla qualità della vita. Poi abbiamo una guida anche sui consigli pratici sul benessere, quindi stili di vita che possano portare ad una vecchiaia in salute, anche il cosiddetto invecchiamento attivo. Poi ci sono la presentazione dei libri, perché Liberetà pubblica sì questo mensile importantissimo per noi
come strumento di divulgazione, ma abbiamo anche una casa editrice e ogni mese presentiamo dei libri e presentiamo anche delle iniziative che lo SPCGL nazionale fa. Ci sono molti approfondimenti sulla storia italiana, dei suggerimenti sui luoghi da vedere, sulle cose da fare, sulle ricette, quindi c'è veramente di tutto. E poi ci sono i racconti donne e uomini che hanno fatto che hanno fatto la storia dell'Italia, lottando chiaramente per i diritti di tutti, perché poi questo è il pubblico che fa parte insomma, del nostro mondo. Mi collega a questa cosa, Elena? Sì. In particolare per questa parte che riguarda la storia, perché nel numero di febbraio abbiamo voluto ricordare ad esempio l'anniversario di Tangentopoli, quindi quel 17 febbraio 1992, quindi parliamo di dunque adesso 30 anni fa, e abbiamo ricordato con un bel approfondimento cosa successe e cosa ci portiamo appresso di quei fatti. Il numero di febbraio, che ancora è quello che è nelle case, insomma, delle famiglie degli italiani, dei nostri lettori, aveva un grande approfondimento anche sui dati del Censis, quindi abbiamo fatto proprio un'analisi di usi, costumi e stato di salute, diciamo così, della popolazione italiana. C'era una guida importante, interessante, vi consiglio insomma di recuperarla. Vediamo la slide successiva, scusa che io ti interrompo, intanto chiamo la slide che così vediamo la copertina. Niente, non riesco a richiamare le slide, è vero? Sì, ecco qua infatti, appunto come vedete c'era il Rapporto Italia, abbiamo messo una donna in copertina e appunto la guida alle nuove pensioni. Nel sito, volevo ricordare anche questa cosa, nel sito di Liberetà, che è www.libereta.it, trovate tutte le informazioni. E cosa facciamo di solito? Quando è inizio mese mettiamo un'anteprima del giornale, quindi potrete vedere questo banner, diciamo, nel nostro sito, in cui anticipiamo gli argomenti della nostra rivista. Ecco, questa che avete proiettato è il numero di marzo, che noi qui ovviamente in redazione abbiamo già disponibile nella versione cartacea, però deve ancora arrivare nelle case dei nostri lettori, perché siamo ancora a febbraio, però ci tenevamo perché è un numero ovviamente che, essendo quello di marzo, come sai Elena, per noi e per lo SPCGL nazionale e anche per lo SPI del Veneto è importante parlare di donne e delle donne. Quindi c'è un bel approfondimento, si chiama proprio Speciale 8 marzo, in cui abbiamo fatto un po' un quadro generale sulle donne, cercando di rimandare un'immagine che però non fosse quella solo della donna vittima o della donna debole, ma quindi abbiamo raccontato la situazione attuale, che sicuramente purtroppo vede ancora dei divari di genere insomma, nei salari e anche nelle pensioni. Insomma, ricordiamo che anche in Veneto le donne hanno una pensione che è metà di quella degli uomini, e questa situazione ovviamente è in tutta Italia, però volevamo appunto dare un'immagine un po' più attuale, nel senso che la situazione sappiamo che cambierà, perché le donne ce la metteranno tutta. Quindi abbiamo fatto una intervista ad Elena Cattaneo, che è una senatrice a vita, scienziata del nostro governo, e lei ci ha raccontato un po' che cosa vuol dire avere un ruolo come il suo politico da donna di scienza. Quindi io ve la consiglio, insomma, la lettura di questa intervista, perché insomma dà speranza. Poi ovviamente abbiamo fatto un excursus sulle differenze salariali. Mi piace citare una pagina del docente di diritto dell'Università della Sapienza di Roma, Cesare Salvi, che ogni mese si occupa di una tematica, e questa volta ha parlato appunto della parità di genere, che è ancora appunto troppo lontana. Abbiamo poi parlato, come non farlo, di Covid, e infatti il giornale si apre con
un'analisi del sistema sanitario nazionale, perché la pandemia, ai noi, ha messo in luce quelli che sono i difetti di questo sistema, e ribadiamo anche come SPCGIL quali sono le necessità che noi vogliamo che vengano prese in considerazione dal governo, quindi la legge sulla non autosufficienza, il potenziamento della sanità territoriale, e le cure domiciliari per chi ha malati in casa, quindi non autosufficienti. Per cui si parte, non possiamo mai evitare, insomma, ultimamente di parlare di Covid, c'è sempre una parte di libertà in cui si parla di Covid. Ecco, con la tua esperienza magari riuscirai, quando ci sentiremo anche altre volte, a fare delle comparazioni, perché tante volte molti anziani lamentano la situazione attuale qui in Veneto, che effettivamente per quel che riguarda la prevenzione, la sanità, le visite, il prolungamento dei tempi d'attesa, che sono veramente angoscianti, bisogna ammetterlo, però magari fare un paragone mal comune mezzo gaudio, però con altre realtà del territorio, anche lo stesso Lazio, Roma stessa, per capire se la situazione è analoga, se si sono verificate delle casistiche o addirittura peggiori, insomma come siamo messi, anche comparazioni magari tra territori, perché a volte può anche far capire che sì, non è bella la situazione, però magari è messa meglio di altri, o così anche per qualche riguarda altre sulle strutture assistenziali per anziani, le RSA o quant'altro. Sicuramente questa cosa in realtà nell'articolo di Nardinocchi, che era il nostro ex direttore, adesso il nostro direttore è Giuseppe Mennella, viene già analizzata. Certamente il Veneto rispetto alle regioni anche del sud Italia sicuramente ha una situazione migliore. Lo vado a riprendere perché avevo proprio sottolineato, insomma, il Veneto, l'Emilia Romagna certamente sono regioni in cui la sanità forse possiamo dirlo va meglio, come anche appunto come dicevi tu, le liste d'attesa, la possibilità di fare visite con tempi non biblici. Certo è che i problemi sono venuti sono arrivati su tutte le regioni. Abbiamo visto il caso della Lombardia, che insomma è nel nord, e ci sono stati parecchi problemi quando c'è stato il Covid. Mi collega a quello che mi hai chiesto, e sicuramente comunque potremo ritornarci e magari daremo una visione tra Veneto e tutto il resto d'Italia. Mi collego perché c'è un articolo che parla, e so che i colleghi in Veneto erano usciti proprio su questo, dell'interruzione della sanità ordinaria, quindi si va ad analizzare con un paragone tra il 2021 e il 2020 su quante sono state le visite in meno che sono state fatte. Cosa ne risulta? Ne risulta che molti hanno scelto di lasciar stare la cura, di curarsi. Questo cosa fa? Compromette magari lo stato di salute di una persona che può avere anche una o più patologie e non si cura, e quindi magari peggiora, ed è derivata anche dal fatto, a volte, dalla paura di andare negli ospedali, perché si diceva per un periodo, ricordo, che erano i luoghi in cui era possibile contagiarsi. Quindi c'è una situazione al momento, sì, non è quella normale, è una situazione amplificata dal fatto che siamo ancora dentro una pandemia. Però è interessante, e devo dire che con questo articolo che leggerete in apertura del giornale, questi due articoli, sicuramente vi fate già un'idea. La situazione del Veneto, parlo insomma perché ci ho vissuto fino all'altro giorno, è diversa, e su alcuni aspetti è migliore, siamo fortunati, insomma. Infatti, un'altra cosa che sempre in questa rivista, questo aspetto quindi della sanità, anche delle comparazioni, sono estremamente interessanti, fanno riflettere, possono consolare. Ci sono pagine utili in cui si parla anche del discorso dell'assegno unico.
Sì. che comunque è interessante anche questo. Poi vabbè, altre cose che abbiamo letto appunto nella slide, etichette energetiche, conti sicuri Sì, ecco, online. se vogliamo tornare sulla slide possiamo seguirla. Sì, perché sostanzialmente Liberetà come è diviso in due parti. C'è una parte prima dove ci sono appunto questi approfondimenti, l'attualità politica, le interviste, i fatti della storia. Poi c'è la seconda parte che insomma anche in Veneto insomma era molto apprezzata perché è veramente molto ben curata, soprattutto la parte delle pagine utili. Quindi ogni volta viene analizzata un qualcosa in particolare. Tema attualissimo quello dell'assegno unico, quindi come fare a riceverlo, dove andare. Sappiamo che bisogna rivolgersi ai CAF che sono presenti nei territori, e quindi diamo una sorta di guida anche qui per avere appunto l'assegno unico su come fare. Per cui questa è la cosa bella, no? Che si trovano le cose pratiche, cioè si trovano consigli utili e cose pratiche. Un'altra parte che riguarda appunto le pagine utili è quella che riporta come non sprecare. Siamo un paese che spreca moltissime risorse, anche per esempio in cucina sprechiamo tanto cibo, per cui abbiamo fatto insomma un pezzo in cui diamo dei consigli su come cercare di non sprecare il cibo in cucina. C'è un'altra parte interessante che riguarda anche i conti online, perché chiaramente è importante, dico, perché purtroppo adesso ci sono anche molte truffe, raggiri, bisogna stare molto attenti. Esatto, e quindi anche in questa parte abbiamo fatto proprio un approfondimento sui conti online, come aprire un conto online, a chi affidarsi, per non cadere appunto in quelle che sono le truffe. Ce l'abbiamo visto un sacco di volte anche nel vostro spazio, nello spazio dello SPID del Veneto, che ai noi gli anziani sono tra le vittime preferite delle truffe, sia quelle diciamo dal vivo che quelle online. Quindi questa volta abbiamo voluto dedicare uno spazio anche a questo, ma sempre c'è una parte dedicata al mondo dell'online. Perché questo è una scelta, chiaramente, perché andiamo verso un mondo che è digitalizzato sempre di più. Vediamo per esempio lo SPID ti permette di avere tutto seduto comodamente a casa tua o con il tuo smartphone, però non è sempre così facile accedere e riuscire a farlo se non hai non sei alfabetizzato dal punto di vista digitale. Quindi mano a mano ogni mese dedichiamo uno spazio anche a consigli su come appunto non cadere nelle truffe online, su come attivare lo SPID. L'abbiamo fatto anche in passato, quindi questa volta abbiamo voluto insomma fare un focus su questa parte dei conti. Siamo giunti verso il termine perché il tempo letteralmente vola, ma ci ritroveremo. Allora, vediamo un po', diamo un po' l'ultima slide, che così si illustra ai nostri telespettatori come riceverla, perché non si compra in edicola. Esatto, noi non siamo in edicola. Liberetà è una rivista che non trovate in edicola. Il prezzo qual è? Il prezzo è di €1, quindi un caffè al mese, diciamo sempre. L'abbonamento costa attualmente €12. Ci sono 3 modalità, come vedete dalla slide. La prima è online, vi collegate al nostro sito, che è appunto www.liberetà.it. Si può pagare sia con PayPal se avete l'account, oppure con carta di credito. Basta appunto selezionare la voce paga con carta di credito. Conto corrente postale, le persone anziane sono abituate insomma ad andare alle poste, e c'è il numero che è 230 20001, intestata Liberetà, via dei Frentani, insomma c'è scritto tutto quanto. Comunque lo trovate nel sito, oppure tramite bonifico bancario. In entrambi i casi, sia conto corrente postale ovviamente che col bonifico bancario, bisogna indicare nome e cognome della persona che vuole fare l'abbonamento e la causale. Chiaro. Quindi è molto semplice. Per ogni cosa, per qualsiasi necessità, se vogliamo rimettere un attimo l'ultima slide, c'è rivediamola di nuovo, così le persone hanno dei numeri di riferimento sia l'IBAN che anche per il numero telefonico.
Esatto, c'è l'IBAN, sì, l'abbiamo riportato, però c'è anche nel nostro sito, quindi io vi do come riferimento il sito Certo. www.libertà.it, quindi la mail è abbonamenti@libertà.it, mentre per qualsiasi cosa potete chiamare l'ufficio abbonamenti che abbiamo qui nella nostra sede 06 444 81344, devo leggerlo perché lo devo ancora imparare, e ci sono i miei colleghi che vi daranno qualsiasi risposta. Quindi abbonatevi, è il costo di un caffè al mese, ma in cambio avrete tante informazioni e anche una bella compagnia. Poi ricordiamo i giochi all'interno, i suggerimenti per la coltivazione delle piante. Non ho parlato di quella parte un po' più ludica, ma suggerimenti di luoghi da vedere, le ricette, per chi ha animali ci sono tutta una serie di approfondimenti, c'è una rubrica dedicata, i consigli su questo mese per esempio su come togliere la muffa, insomma ci sono cose pratiche che allieteranno insomma le vostre giornate con una lettura molto pulita, molto semplice. I consigli della nonna praticamente, per i nonni, così se li ricordano. Sì, esatto. Per i nuovi nonni, i consigli della nonna. Il scopo, il cruciverba, le barzellette, c'è tutto. Su Libertà trovate tutto. Grazie Maila Nuccilli della redazione di Libertà di questo aggiornamento e soprattutto averci reso anche dotti delle novità che arriveranno. Magari avremo modo anche di sfogliarlo prossimamente, perché no, sfogliare le nuove riviste, e quindi teniamo un po' come appuntamento periodico per ricordare l'importanza appunto di essere aggiornati su tante questioni in modo piacevole, simpatico ed molto economico, perché veramente poi soprattutto di carta, quello che chiedono i nostri anziani. Esatto, noi ci teniamo perché comunque anche il nostro pubblico vuole riceverlo ancora a casa, la carta ha ancora il suo valore. Assolutamente. Grazie a voi e grazie allo CGIL del Veneto per questo spazio. Grazie alla redazione di Libertà di Roma e Maila Nuccilli di essere stata con noi. Noi chiudiamo lo spazio dello CGIL e ci vediamo dopo la pubblicità. Grazie.